Va ora in onda la rubrica Ozonoterapia a cura del dottor Leonardo Pentivolpe. Buongiorno, ci incontriamo per il nostro solito e ormai diciamo quasi usuale appuntamento. L'ultima volta che ci siamo visti abbiamo parlato delle varie cause di dolore, delle varie cause del mal di schiena più che del dolore, perché il dolore può essere ad ampio raggio attribuito ad altre cause oltre che al mal di schiena. L'ultima volta abbiamo elencato quelle che sono le cause più frequenti che determinano il mal di schiena e oggi vorremmo così concludere questo argomento parlando quasi esclusivamente di ossigeno-ozonoterapia. L'ossigeno-ozonoterapia è una terapia che negli ultimi anni si è quasi imposta per i risultati che dà nella terapia del mal di schiena. C'è stata anche ultimamente su 7.000 casi trattati una statistica sui risultati dati dall'ozono. Circa l'87-88% dei casi trattati hanno avuto una risposta completamente positiva. Il 7-8% hanno avuto una risposta discreta, solamente il 2% dei casi trattati ha avuto una risposta zero. Quindi, come vedete, il 2% dei casi trattati è praticamente un successo enorme. L'ozonoterapia, come dicevamo, si è imposta ultimamente come terapia non solamente per il mal di schiena, ma terapia del dolore in generale. Vediamo perché. Intanto precisiamo che l'ossigeno-ozono, noi la definiamo ozonoterapia, però correttamente si parla di ossigeno-ozonoterapia, perché è una miscela di due gas, l'ossigeno e l'ozono, che vengono prodotti da una apposita apparecchiatura e in questa miscela il medico stabilisce le percentuali di ossigeno e di ozono in relazione al tipo di patologia che va a trattare. Il problema dolore in generale, poi andremo al mal di schiena da ernia del disco. Il problema del dolore in generale è un problema che affligge l'umanità. Il dolore fa parte della storia dell'uomo. Nella nostra società il dolore è così, causa di interruzione del lavoro, causa di costi per le assistenze sanitarie, causa per noi personalmente di interruzione della vita di relazione. Chi ha il dolore non comunica più bene con gli altri, tende a rinchiudersi su se stesso. Quindi il trattamento del dolore è un trattamento che focalizza molto l'attenzione del terapeuta. Qual è l'aspetto più importante che deve tenere presente il medico quando tratta il problema dolore? Gli aspetti più importanti sono due. Quella che è la raccomandazione primaria dell'arte medica, che è il primum non nocere, cioè quindi arrecare meno danno possibile o meno effetti collaterali possibili quando si fa una terapia. Questa è la cosa di base. E secondo, cercare chiaramente di dare il risultato. L'ossigeno-ozonoterapia è una terapia che ha questi vantaggi. Non ha effetti collaterali, in quanto l'ozono è una forma allotropica dell'ossigeno, detto in parole semplici è ossigeno arricchito. Non è tossico, non provoca allergie, quindi già questi sono requisiti che dovrebbero far vedere nell'ozono una delle terapie di elezione. Il vantaggio è che l'ozono può essere utilizzato in quasi tutti i tipi di dolore, perché l'ozono iniettato nell'organismo e per inciso, specifichiamo che l'ozono, a parte il problema del dolore che va iniettato, l'ozono può essere usato in tantissime altre patologie e è introdotto nell'organismo per diverse vie. Per esempio la via
oltre che la via sottocutanea e intramuscolare in caso di problemi di ernia del disco o di patologie muscolari, può essere utilizzato sotto forma di insufflazioni rettali o vaginali in caso di disbiosi, di vaginiti croniche, può essere utilizzato sotto forma di autoemoinfusione, cioè il sangue arricchito di ozono è reiniettato, quindi le vie di somministrazione sono molteplici. Però ritorniamo al problema dolore. L'ozono viene iniettato sottocute o intramuscolo nel punto dove c'è il dolore. Che cosa succede quando si inietta l'ozono per curare il dolore? L'ozono iniettato, ripeto, il termine ozono prendetelo come, diciamo, sintesi, perché il termine corretto è ossigeno-ozono, perché è sempre una miscela di ossigeno e ozono con percentuali variabili, nel senso che se io dovessi, o se io curo un'ernia del disco cervicale o lombare, ho una percentuale di ozono X rispetto all'ossigeno. Se io devo curare una fibromialgia, posso avere una percentuale di ozono Y diversa all'ossigeno. Se curo una forma post-traumatica, posso avere una percentuale Y+1 rispetto all'ossigeno. Quindi la percentuale si adatta delle esperienze e anche i protocolli programmati dalla Società Scientifica di Ozonoterapia che indicano al medico la percentuale da seguire. Questi protocolli, fra l'altro, sono protocolli presentati al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità e convalidati e certificati. Quindi non è che il medico si improvvisi così, come gli passa per la testa. L'ozono ha un'azione, una volta iniettato, ha un'azione disinfiammante, vascolarizzante. Questa miscela di ossigeno e ozono agisce sull'infiammazione locale. Inoltre vascolarizza. Che significa vascolarizza? Facilita l'afflusso di sangue ed è stato visto che crea vie di apertura, capillari nuovi, vie di aperture nuove che raggiungono la zona infiammata o l'area infiammata, e questo afflusso di sangue non solamente facilita la remissione dell'infiammazione insieme ad altri fattori che già dicevamo, ma questo afflusso di sangue, per esempio dove c'è un'ernia del disco con riduzione della cartilagine, nel tempo facilita la neocollagenogenesi. Neocollagenogenesi significa che tende a formare del collagene nuovo. Quindi l'ozono come terapia per le ernie del disco e per il dolore generale è suffragato da ormai decenni di utilizzazione. Io personalmente pratico l'ozonoterapia da circa 30 anni. Da decenni di utilizzazione che hanno sempre dato, nella maggior parte dei casi, diciamo quasi assoluta dei casi, perché c'è una percentuale minima di non risposta, d'altronde non esiste un farmaco che sia l'assoluto, nella maggior parte dei casi, o quasi nell'assoluto, a parte una piccola percentuale, dà una risposta benefica, che può dare una risposta completamente positiva o parzialmente positiva o scarsamente positiva, però la risposta c'è sempre. L'ozonoterapia, come dicevamo, non è utilizzata solamente nelle ernie del disco. L'ozonoterapia può essere utilizzata per esempio in problemi di artrosi del ginocchio, anzi ci sono state ormai convalide ampie sul miglioramento dell'artrosi, della patologia, del dolore nel ginocchio sofferente dopo utilizzazione di ossigeno-ozono. Può essere usato in dolore da patologie importanti, per esempio le sclerosi multiple, ci sono riflessi sulle articolazioni, sul dolore. L'ozono non è che guarisca chiaramente tale patologia, però ha una remissione sul dolore con riduzione, come dicevamo, dell'utilizzazione del farmaco, che per quanto poco ha sempre degli effetti collaterali sullo stomaco o sul benessere della persona. Con questa affermazione non voglio dire che l'ozono
debba, come dire, eliminare l'uso dell'ozono, debba eliminare l'uso del farmaco, perché chiaramente quando ci vuole l'utilizzazione dell'antinfiammatorio, del cortisone, quando ci vuole la fisioterapia di supporto, è necessario che questa venga attuata. L'ozono, nei casi in cui si è, come dire, tra virgolette, obbligato a utilizzare anche il cortisone, riduce l'uso del farmaco sia nel tempo che nelle quantità. Quindi questo praticamente è un supporto che diamo all'utilizzazione che deve essere fatta in alcuni casi del farmaco e che ci permette di ridurne la quantità e il protrarsi dell'uso nel tempo. Non voglio, con queste mie affermazioni non voglio dire che l'ozono sia una panacea, però l'esperienza ci conferma che il benessere viene post utilizzazione di ozono, cioè la remissione del dolore e quindi il benessere personale viene raggiunto in tempi più rapidi che non con i metodi classici. Altre poche parole le voglio spendere, in questo residuo tempo che ci rimane, le voglio spendere per parlare dell'utilizzazione dell'ozono anche in forme post-traumatiche. Per esempio c'è un incidente, c'è il trauma, c'è il dolore, l'ozono, c'è anche l'ematoma, l'ozono spazza via, cioè facilita la vascolarizzazione, quindi spazza via l'accumulo di cioè l'ipercapnia, cioè il dolore legato alla contrazione muscolare e riduce i tempi di guarigione. Vi ringrazio moltissimo, continueremo eventualmente a parlare di ozonoterapia sotto altre forme di utilizzazione. Grazie e buongiorno. Avete visto ed ascoltato la rubrica Ozonoterapia e a cura del dottor Leonardo Pentivolpe.